La cittadina di Alcara Lifusi è posta nel cuore dei Nebrodi, in un ambiente paesaggistico singolare, dove la natura incontaminata regna sovrana e i sapori genuini diventano vacanza. Così la descrive il poeta Gaetano Morelli. Sotto rocce imponenti e sul pendio, che scende lento verso il rosmarino, sorge ridente il paesetto mio, come aiuola fiorita in giardino. Gli fan da corona verdeggianti clivi, ricchi di prati e fonti freschi e chiari, d'alberi d'ogni frutto, viti e ulivi, e in lontananza boschi secolari. Si narra che intorno al XII secolo a.C., dopo la caduta di Troia, i superstiti abbandonarono la loro patria sotto la guida di Enea. Durante il viaggio un certo Patrone, natio della città di Turio, con alcuni seguaci si separò da Enea e sbarcò sulla costa tirrenica della Sicilia, stabilendosi in un luogo ameno e ricco di sorgenti d'acqua. Qui fece costruire un castello da lui detto Turiano, attorno al quale ebbe origine il primo nucleo abitativo, che in seguito divenne Alcara. All'ingresso del paese ci fermiamo davanti al monumento a San Nicolò Politi, santo protettore di questa comunità. Si imbocca via Libertà per arrivare a piazza Politi, dove si può visitare la chiesa madre, costruita nella prima metà del 1500. È a tre navate con colonne monolitiche di pietra locale. Include la cappella di San Nicolò Politi, eremita del XII secolo, le cui spoglie mortali sono custodite in un'urna argentea. L'organo, del 1782, è stato di recente restaurato. Uscendo all'esterno si può ammirare lo splendido scenario della Rocca Traura. Percorrendo via della Rinascita si giunge presso il lavatoio pubblico, la monumentale fontana Abate, antica e artistica, con 7 getti d'acqua e per secoli punto di incontro degli abitanti. Al centro la lapide con questo elegante distico latino attribuito al Donadei: Quas antro gelidas gens Turia linfas, Arcara hoc placido splendida fonte bibit. E più avanti la sorgente Sant'Antonino e il mulino ad acqua, uno dei 4 esistenti e ben conservato. La ricchezza di acqua ha favorito il sorgere di diversi mulini idraulici che nel passato hanno costituito un importante punto di riferimento per la molitura del grano. Alzando gli occhi si ammira l'unica torre svettante dell'antico Castel Turio. Imboccando la salita che introduce nell'antico corso Donadei, proseguendo per la via Don Gusmano, si scorge la chiesetta di San Vincenzo Ferreri e più avanti un'antica finestra bifora del Cinquecento. A pochi metri a destra una ripida salita conduce nel quartiere Motta, il più antico in assoluto, con un labirinto di stradine che circondano le trame viarie dei quartieri arabi. In questa parte di paese sono ubicate la casa dell'umanista natale Donadei e in cima la chiesa dell'Annunziata.
Tornando indietro, alla fine della ripida discesa a destra, si intravede la strada più piccola del mondo, a vaneggia scitta, e a poche decine di metri la chiesa parrocchiale intitolata a San Pantaleone. Posta nell'omonima piazza, risale al secolo XV. L'impianto architettonico è rinascimentale, snello e armonico. Al suo interno si può ammirare la grandiosa pala raffigurante la Madonna col Bambino e una schiera di angeli e santi sorretta da una gigantesca cornice lignea in stile barocco dipinta dal Damiani. Pregevoli le tele degli altari e l'organo del 1666, uno dei più antichi in Sicilia, recentemente restaurato e utilizzato per concerti di musica sacra. Interessante anche la collezione di antichi manoscritti. Lateralmente e straordinariamente possiamo entrare all'interno della sede della confraternita. La porta è chiusa come la sfermata. Scendendo non possiamo mancare la visita al Museo di Arte Sacra, ospitato negli ambienti del Monastero delle Vergini Benedettine, comunemente detto Badia, eretto nel 1559, connesso con la chiesa di Sant'Andrea, recentemente ristrutturati e recuperati dalla condizione di degrado. L'insieme delle opere è essenzialmente costituito da arredi liturgici provenienti dalle antiche chiese della cittadina. Il museo si sviluppa su 2 livelli con diverse sezioni. Al primo livello, nella prima sezione, sono esposte opere lignee di piccole dimensioni: la testa di San Giovanni in legno dipinto su piatto ligneo del 1618, un crocifisso in cera con costato che si apre, altro crocifisso in avorio, 2 angeli oranti, un'aquila in legno dorato, la Madonna col Bambino, statua in alabastro. Nella seconda sezione sono esposte la Deposizione secolo XVIII, la Madonna tra i santi Andrea, Benedetto e Placido, 1788, e l'Estasi di San Francesco, secolo XVIII. Su piedistalli le statue lignee della Madonna del Carmelo e di San Simone. Nella terza sezione sono raggruppate opere del 400-600, il crocifisso medievale di fine 400, la tavola La Madonna col Bambino tra San Sebastiano e San Francesco, secolo XVI. Sono pure esposte collezioni di libri antichi, tra cui un incunabolo e rarissime cinquecentine. Al secondo livello, la sezione prima raccoglie alcuni dei numerosi paramenti liturgici di proprietà della parrocchia, tra cui pianete ricamate con fili d'oro e fili di seta risalenti al periodo dal XV al XVIII secolo. Nella parete il prezioso paliotto con San Nicolò Politi, secolo XVIII, con fili d'argento, oro e grani di corallo. Nella sezione seconda sono esposti arredi argentei, calici, navicelle, turiboli, secchielli, ostensori, pissidi, reliquiari, crocifissi e corone. Sono assolutamente da visitare la Grotta del Lauro, che penetra nella roccia con vari anfratti. Si scorgono stalattiti, stalagmiti,
cunicoli, concrezioni mammellonari, cristalli di gesso, piccole vasche colme d'acqua. Le rocce del Crasto sono un'imponente formazione rocciosa di considerevole bellezza dell'era mesozoica terziaria, costituite da rocce cristalline grigie e lucenti e da calcari dolomitici bianchi e rosa, talvolta con sfumature verdi e rosse. Su di essa hanno trovato riparo antiche città saracene. Ancora oggi si trovano rare tracce, punto suggestivo la rocca che parla. La rocca Calanna, una parete rocciosa verticale, dove trovano riparo molti rapaci, tra cui anche l'aquila reale. Il laboratorio artigianale di tessitura delle pizzare della signora Giovanna Lopresti. Passata per passata, il tempo portare i colori secondo il disegno che deve fare. Questi sono così geometrici, queste sono le fettuccine tutte tagliate con i forbici. Pratica per quanto sogno, perché tante volte 6 fili, si contano 6 fili, io ho già i 6 fili in mano, 3 e 3, 6, vedi? Sposto, per ora sto facendo il rombo, prima di aprire e poi a chiudere queste le cornicette attorno. Per fare una passata, prima a portare tutti i colori, le fettuccine secondo il disegno che devo fare. E questo è il fetto da sempre. Vedi, dopo aver portato le cose così, con questo si stringe, con i pedali che io faccio con un piede, i fili di sotto tramite le licce, i fili di sotto vanno sopra, capito? Questo per ora è così, facendo così si incrociano i fili e questo si fa, e via vai, vanno a via. Durante questa 2 giorni viviamo la festa del Muzzuni. Essa si rifà al rito pagano propiziatorio di fertilità, di vita, d'amore. Il vino, le danze, i canti e le promesse d'amore nella veglia notturna richiamano la fecondità, la giocosità, la rinascita della vita, la resurrezione e ricordano il grano che è fonte di vita in una società arcaica e contadina come quella siciliana di una volta. Anche a Giovanni Battista, come all'anfora del mito, è stata mozzata la testa. L'uno e l'altro, ritualmente uniti in questo stesso giorno, sono prefigurazioni della salvezza dell'anima, il profeta di Cristo, della maturazione delle spighe, la brocca sacrificale. Ancora oggi, 24 giugno di ogni anno, ad Alcara, mentre nel pomeriggio si celebrano le funzioni religiose dedicate a San Giovanni Battista, portando in processione sopra un grande piatto dorato la testa del santo, all'imbrunire inizia la fase preparatoria della festa, le cui protagoniste sono esclusivamente le donne. Gli angoli più caratteristici del paese vengono preparati per accogliere gli altarini sui quali verrà posto un muzzuni. Attorno ad essi, sulle pareti, sui balconi e sulla strada vengono stese le pizzare, tipici tappeti tessuti con l'antico telaio a pedale, utilizzando ritagli di stoffa. Sulle pizzare disposte intorno e ai piedi dell'altarino vengono poggiati i piatti con i laureddi, steli di grano fatto germogliare al buio, spighe ed umili oggetti del mondo contadino. Terminata questa fase, le donne rientrano in casa per preparare un muzzuni, una brocca dal collo mozzo rivestita di un drappo di seta e adornato di ori appartenenti alle famiglie del quartiere. Dalla sommità della brocca fuoriescono steli di orzo e grano fatti germogliare al buio,
lavanda, spighe di grano già maturo e dei garofani. Esso è la trasposizione oggettuale, visiva e fenomenica di antiche cerimonie propiziatorie e culturali, celebrate nell'intero universo ellenico in onore di Demetra, divinità della terra, e Persefone, la core per eccellenza, divinità dell'oltretomba, che Plutone rapì sui campi di Enna, a sua volta rapito dalla divina bellezza, dalla grazia solare e dal fascino accattivante della regale fanciulla. Trasportata nell'Ade, fra le pallide ombre dei morti, da focosi cavalli che trainavano il carro del dio, all'infelice Persefone, signora degli inferi, dopo 1000 travagli patiti dalla madre disperata, fu concesso di trascorrere una parte dell'anno sulla terra illuminata dal sole, e fu subito primavera, e canti di uccelli, e aprirsi di spighe. Si entra così nel vero e proprio clima della festa. Ogni quartiere che ospita il Mutsumi viene animato con musiche e canti popolari. In particolare i cantori intrecciano chianote e ruggere, canti polifonici che hanno come tema la vita contadina e soprattutto l'amore. Sono duetti scherzosi uomo-donna, canti di corteggiamento ed amore, a volte non corrisposto. Mamma mia non può, e no, che la mamma mia non può, e no, che la mamma mia non può, e no, che la mamma mia non può, se la mamma mia vorrea, ti ludaria, se la mamma mia vorrea, ti ludaria non farti di cuore, se la mamma mia vorrea, ti ludaria, ti la mamma mia vorrea, ti ludaria non farti di cuore, e dammi un vaso, e dammelo, e dammelo, e dammelo, e dammi un vaso, e dammelo, e dammelo, farti di cuore, e dammelo, 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 farti di cuore.
tappali provi, l'usurci si marita, capopola di sita e rota sta rosetta, mani affetta, la missa ci suonò e l'angelo telò. Simulita colossali, la mangia me con mari, e chi da culacido, la mangia me marito, che su ci chiodi, agli attappali provi la sera e la mattina. Io passa un tempo, la rosa che gira, che potesse ferrea, che dice, ci passi chi tu anni, ci passi chi tu amori, rosa, rutetta sempre gira, lui oco, 4+4 pagliotto, e scarica di posto, la certuriali, e scarica canali, la certuriali, e scarica vaniti, l'ulazzi di lupico, domani tutti vivo. Ioca passa un tempo, carrota che gira, che potessi ferrea, che dici, ci passi chi tu anni, ci passi chi tu amori. No, pensavo che era vacanza. Scusa Alessandro, io te lo non posso dire. No, un piccolino adesso, scusa. Ma perché? Grazie. Alessandro. Come mai? Ancora oggi dinanzi al Mozzuni si rinnova il rito del comparatico, mediante il quale si rafforzano vecchie amicizie e se ne intrecciano di nuove. I due che si vogliono suggellare l'amicizia si scambiano i confetti a confetta, quindi recitano.
Tra le attività culturali, il convegno Suoni e voci della tradizione popolare. Il dibattito su il rito del comparatico. La rassegna di canti popolari